Pia rientra in casa e trova 2 ladri in azione, paura a Lori, i banditi strappano la borsa alla donna, il marito riesce a riprenderla rischiando di essere colpito. Indagini dei carabinieri. La rabbia delle vittime, non dormiamo più e quando torniamo a casa ci tremano le gambe, dicono marito e moglie che chiedono pene più severe per i malviventi. Scritte inneggianti a Putin, imbrattati i muri della chiesa dell'Annunziata, Susegana lo sdegno del paese, il sindaco ora caccia i responsabili. A Casera d'Asolo i funerali del 18enne morto in casa per un malore, il dolore della comunità. In chiesa anche il papà del 16enne morto in un incidente a fine gennaio che frequentava la stessa scuola. 9 alloggi ATRE nel quartiere di Monigo a Treviso assegnati ai membri delle forze dell'ordine e alle loro famiglie anche per aumentare il senso di sicurezza in zona, la decisione del comune e di ATRE. Al Pittorio a Treviso dopo il Consiglio Comunale infuocato non si ferma la raccolta firma da parte delle opposizioni, più di 4.000 quelle raccolte dal lancio della petizione. I 70 anni del ritorno a Treviso di Enrico Reginato, tenente medico degli Alpini per 12 anni prigioniero in Russia, le emozioni della vedova Imelda, per l'occasione il Consiglio Nazionale delle Pene Nere per la prima volta riunito a Treviso. A Pederobba la consegna ufficiale della medaglia d'oro al valor civile alla comunità che affrontò il dramma della Grande Guerra, ospite d'onore il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Festa nazionale del gatto, oggi in Italia abbiamo chiesto al docente di zoologia Stefano Banin di tracciare il ritratto di questo animale domestico, ma non troppo. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque in primo piano c'è ancora la cronaca e ancora la piaga dei furti nelle abitazioni. I ladri che continuano nei loro raid, come quelli che una coppia di Loria si è trovata di fronte poco dopo le 18, insomma ancora quando c'era luce fuori, ed è stato un incontro, un a tu per tu davvero difficile da dimenticare. Non abbiamo dormito nonostante abbiamo preso un po' di calmanti. Io pensavo solo alla nostra salute. L'ennesima vittima di furti, con la voce ancora rotta dallo shock, racconta così gli istanti durante i quali con il marito si è trovata faccia a faccia con 2 malviventi nella loro abitazione a Loria. La coppia è rientrata dopo alcune commissioni intorno alle 18:30, nota la porta aperta e la luce accesa. Pensa subito che si tratti del figlio e inizia a chiamarlo. Abbiamo chiamato ancora nostro figlio e abbiamo visto una pila, una torcia puntarci contro il viso e lì non abbiamo subito realizzato cosa fosse successo. E poi mio marito ha iniziato a dire: cosa fate qui? E lì ho visto un fuggi fuggi, le uniche parole che loro hanno detto in casa. Sono ancora agitata sinceramente perché rivivo quei momenti. Calmi, facciamo niente, calmi, facciamo niente. I ladri tentano di uscire da una finestra sul retro ma la trovano bloccata. A quel punto tornano sui loro passi. Sono tornati nella porta di entrata che io ero lì. Cioè vi sono passati a fianco? Ci sono passati vicino, mi hanno preso la borsa, gliel'ha strappata di mano, mio marito è riuscito a salvare la borsa. Spariti un bracciale e un orologio che la 60enne aveva regalato al marito, la fede appartenuta al padre del padrone di casa e una sua medaglia Avis. Ricordi persi per sempre, ma la cosa importante è che non ci abbiano fatto male, racconta ancora la vittima. Io ho visto che avevano un cacciavite molto lungo in mano e lì si realizza sempre dopo che le cose sono andate per la nostra salute nel modo migliore. Abbiamo le gambe che ci tremano entrambi. Il governo deve fare qualcosa come leggi più severe, pene più severe, non prenderli e poi rilasciarli. Vogliamo solo essere più tutelati in Italia su queste cose che accadono quotidianamente. Un appello simile a quello lanciato dai nostri microfoni al ministro Nordio anche da Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, che martedì 20 febbraio alle 20:30 per la prima volta a Treviso incontrerà i cittadini per una serata informativa. E poi una violenta rissa a Trevignano la scorsa notte, coinvolti 3 uomini di origine albanese, uno di loro è finito in ospedale per le serie ferite riportate, 3 sono stati denunciati.
Un diverbio che si è acceso al punto di alzare le mani, attimi di concitazione e violenza intorno a mezzanotte nel locale di Via Alta a Trevignano, dove la rissa è scoppiata. Non è bastato l'intervento delle persone che hanno fatto allontanare dall'esercizio pubblico i 3 uomini di origine albanese a sedare gli animi. 2 fratelli di 29 e 39 anni hanno colpito con calci, pugni e spintoni un 37enne loro connazionale. Violenza che ha reso necessario l'intervento dei carabinieri e del SUEM 118. I 3, trovati in evidente stato di alterazione psicofisica, una volta arrivate sul posto, le 2 pattuglie di carabinieri hanno cominciato a inveire contro i militari dell'Arma con minacce e spintoni. I carabinieri, dunque, nel tentativo di dividerli a fatica, hanno provveduto a immobilizzarli in modo forzato per evitare che la violenza degenerasse. Gravi le ferite inferte al 37enne da parte dei 2 fratelli, risultati poi già noti alle forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni, la rissa sarebbe scaturita per futili motivi. I 3 sono stati denunciati per rissa aggravata. Per i 2 fratelli, inoltre, è stato disposto l'arresto in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale, ma non essendo ritenuto necessaria una misura restrittiva, sono stati poi rimessi in libertà. In giorni davvero caldi sul fronte, a livello internazionale, sul fronte del caso Navalny, ebbene qualcuno ha pensato di imbrattare la facciata di una storica chiesa, ma anche altri muri del paese. Siamo a Susegana con scritte inneggianti a Putin, lo sdegno, la rabbia del sindaco che dice no ai fanatismi. A distanza di poche ore dall'annuncio della morte in un carcere siberiano di Alexei Navalny, principale oppositore di Vladimir Putin, sulla facciata della chiesa dell'Annunciata a Collalto, all'ex concessionaria Brinobete, su un muro vicino a un supermercato, sono apparse delle scritte inneggianti proprio al presidente russo. Parole tracciate con la vernice rossa, probabilmente nella notte. Duro il commento del sindaco Gianni Montesel, che condanna l'atto in sé, ma anche quella che considera una profanazione di una chiesa. I commenti si sprecano ormai, perché siamo alla caccia agli autori, ma è difficile fare, se non esecrare, che si vada a imbrattare, non con la vernice, con il pomodoro, no? Come nei monumenti delle nostre grandi città, no? Si vada a turbare l'equilibrio di una chiesa che è nella memoria collettiva di Susegana, no, con scritte di quel tipo, insomma, sto viva Putin. Le indagini per risalire ai responsabili sono in corso, conferma il sindaco. Quella è una zona che per arrivare là si passa su una serie di incroci che sono tutti videosorvegliati, insomma. Rimane il profondo sdegno per l'appoggio al leader russo dopo la notizia dell'improvvisa, sospetta morte di Navalny. Sono fanatismi da contenere assolutamente, perché ognuno deve vendere la propria verità, ma nessuno ce l'ha. Difficile comprenderlo, insomma, difficile comprenderlo se non sta gente che circola, che sicuramente deve avere una finalità politica, perché altro non può avere, insomma, non è una goliardata quella. Un incidente sul lavoro nel pomeriggio in una ditta di Casiera. Alcuni operai stavano lavorando su alcuni bancali di legno quando uno di loro, un 59enne, è caduto per cause ancora in corso di accertamento, rimanendo ferito. L'uomo è stato soccorso dal SUEM e trasportato in ospedale. Indagini in corso da parte dei carabinieri e dello Spisal. E poi, dopo la strage nel cantiere Esselunga di Firenze, questa mattina a Treviso il flash mob dell'associazione Mattia Battistetti per chiedere che non ci siano più vittime sul lavoro. Facciamo rumore! Siamo vicini a tutta la famiglia, a tutti i familiari, a tutte le persone amiche vicini di quelle persone che purtroppo come Mattia hanno perso la vita sul lavoro ieri a Firenze, ma tutti quelli che ogni giorno perdono, perché ce ne sono tantissimi che purtroppo ancora ogni giorno muoiono sul lavoro. Un dolore, quello della famiglia di Mattia Battistetti, che si rinnova ogni volta di fronte all'ennesima tragedia sul lavoro, come è accaduto ieri a Firenze con il crollo in un cantiere di un centro commerciale. In piazzetta Aldomoro a Treviso, flash mob dell'associazione in ricordo del giovane 23enne morto schiacciato da un carico staccatosi da una gru a Montebelluna, per chiedere ancora una volta che queste tragedie non si ripetano più. Bisogna essere indignati, non dobbiamo far sì che questo diventi una normale cronaca che va di giorno in giorno e che ci trova quasi in una situazione di abitudine.
non ci dobbiamo fare nessuna abitudine, c'è molta rabbia, c'è la richiesta base di poter uscire vivi dal luogo di lavoro, insomma. L'associazione porta avanti la battaglia perché venga riconosciuto il reato di omicidio sul lavoro. Che non sia un semplice omicidio colposo, è una misura deterrente, noi riteniamo, così come sarebbero deterrenti le sanzioni che non vengono comminate, sarebbero deterrenti i controlli che non vengono fatti dati sottorganici degli enti ispettivi. Noi siamo qui a fare una battaglia in primo luogo perché queste cose non succedano più. Intanto lunedì 26 febbraio in Tribunale Treviso nuova udienza del processo per la morte di Mattia, fuori dal Palazzo di Giustizia il consueto sit-in dell'associazione. Ci troveremo tutti insieme lunedì 26 febbraio alle ore 8:30 davanti al Tribunale di Treviso, dove saremo tutti uniti per chiedere giustizia per Mattia. E a proposito di sicurezza sul lavoro, ieri mattina al cinema Manzoni di Paese uno spettacolo per sensibilizzare sul tema. C'erano anche gli studenti della scuola edile. Mi hanno messo in ambulanza, poi anche lì ho dei momenti che non ricordo perfettamente, so quello che dicevo in continuazione, datemi qualcosa per il dolore. Al cinema Manzoni di Paese la sicurezza è andata in scena con una rappresentazione teatrale che affronta in modo inusuale la tematica della tutela sui luoghi di lavoro. Una necessità secondo la CGIL dati i numeri della provincia di Treviso. Nel 2023 17 i decessi e più di 13.000 infortuni denunciati. Tra i partecipanti con la compagnia di Ocio anche Flavio Frigè. Io avevo solamente 17 anni e lavoravo come apprendista fabromeccanico, sono salito un lunedì del 1981, sono salito su una struttura metallica e lì con una sbarra di ferro purtroppo ho sfiorato inavvertitamente dei fili dell'alta tensione, c'erano 20.000 volt di corrente che mi hanno praticamente bruciato il corpo. Le conseguenze, dopo 3 mesi di lavoro io ne sono uscito con l'amputazione bilaterale di gamba, tutte e 2 le gambe amputate, il braccio sinistro amputato e la mano destra compromessa nella sua funzionalità. Racconto la mia tragedia però in un modo diciamo sempre positivo. Insieme a Flavio anche Bruzio Bisignano, che condividendo la sua esperienza in aziende ad alto rischio ha portato sul palco uno spettacolo avvalendosi di dati, informazioni e statistiche. A chiudere le 2 ore di intrattenimento formativo il duo comico Trigeminus, che ha raccontato in chiave tragicomica uno spaccato di molte aziende del territorio. Come non si direbbe? Mamma mia che paura! Come mai non indossa le protezioni lei? Presenti alla rappresentazione anche i ragazzi della scuola edile di Treviso. Fare formazione in questo modo, cioè suscitando molto e sviluppando un po' la parte emozionale, emotiva, come abbiamo visto grazie a degli interventi molto forti, sicuramente ha un impatto diverso rispetto a una lezione frontale. A scuola si fa sempre prevenzione ed è una sorta di palestra, di allenamento per poi la vita vera. Le norme ci sono, devono essere applicate, devono essere sorvegliate, ci deve essere molta più consapevolezza. Molto spesso le responsabilità rimangono impunite o poco punite. A Treviso restiamo a Treviso perché poco fa si è conclusa una messa importante per un quartiere, quello di Santa Maria del Sile, lo ricorderete, la chiesa che aveva ospitato i migranti, le tante polemiche che ci furono. Ebbene, questa sera, poco fa, il vescovo di Treviso ha celebrato una messa incontrando proprio i parrocchiani. È con noi in diretta a Santa Maria del Sile Lucio Zanato. Lucio. Sì, buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori di Antena 3. Siamo appena terminata la celebrazione e Sua Eccellenza il Vescovo sta salutando questa comunità. Eccellenza, intanto la riflessione sull'omelia che ha tenuto in questa prima domenica di Quaresima, un'omelia nella quale ha puntato il fatto di, come dire, rifuggire ai sospetti nelle persone. Sì. La tentazione del divisore, quello che la Bibbia chiama il Satana, l'accusatore, è quello di creare sospetto e divisione tra Dio e l'umanità e tra le persone umane. Da qui nasce tutto, nasce la paura, nasce l'odio, nascono le guerre, nascono le chiusure, gli egoismi, facciamo tutto perché non ci fidiamo e invece la Pasqua, che è il momento
a cui arriva la Quaresima è proprio la vittoria sulla paura, e quindi forse riusciamo a vivere una vita un po' più semplice e anche un po' più buona. Ecco, poi all'inizio della celebrazione c'è stato l'abbraccio della comunità dicendo grazie eccellenza, lei che ci ha indicato la strada dell'accoglienza. Sì, avevo ricevuto l'invito già a fine dell'anno scorso, ci siamo incontrati con il Consiglio pastorale, con il parroco, ci siamo sentiti più volte. Ecco, ho gradito venire qui proprio per dire che è nelle contraddizioni della vita che troviamo la verità del Signore. È lì dove c'è bisogno, che c'è bisogno di avere dei cristiani, e quindi sono contento di celebrare con una delle comunità cristiane, come sono tante anche in diocesi, che accolgono, che proteggono, che promuovono, che integrano anche coloro che vengono da lontano. Sono i 4 verbi del Papa e vorremmo farli proprio nostri. E allora la riflessione in questa prima domenica di Quaresima, guardando agli altri ma guardando anche purtroppo alle guerre che sono ancora in corso. Possiamo essere noi autori di pace. Certo, sembra che siamo impotenti di fronte al male, ma almeno guardando al Vangelo di Cristo non cediamo alla tentazione di dire che la guerra è inevitabile, che il male è inevitabile, che l'odio è inevitabile. Non è vero, il Signore ha vinto tutto questo e noi possiamo fare quel poco che possiamo nel nostro contesto, e lì il Signore ci aiuta. Quindi il poco significa abbracciare l'altro? Il poco significa guardarlo negli occhi, accoglierlo, capire che è amato dello stesso amore infinito con cui sono amato io, disarmare gli sguardi, disarmare le parole, disarmare gli atteggiamenti e volersi bene. Alle volte sembra difficile, ma è molto più semplice di quanto sembri. E qui c'è stata un'esperienza? Sì, qui è stata un'esperienza che ha avuto anche polemiche, difficoltà. Ci sono una è questa, le altre sono tante altre, la Caritas, sono tante persone che si danno da fare per il bene di tutti, che sanno essere presenti nella vita degli altri, e questa è la bellezza della Chiesa. E anche il messaggio della Chiesa. È il messaggio della Chiesa. Il Signore è venuto per portare la pace vera. La pace vera alle volte ha bisogno anche di qualche contrapposizione, ma perché va nel profondo dell'umanità. Se riusciamo a vederci davvero come fratelli e sorelle, figli di uno stesso padre, abbiamo già fatto un passo gigantesco. Grazie eccellenza. Grazie. Nicola, a te la linea. Grazie a Lucio Zanato, grazie anche al Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. Poi vi racconteremo ulteriormente domani questa serata particolare a Santa Maria del Sile, dalla chiesa di Santa Maria del Sile a Treviso a quella di Casella d'Asolo. Un momento di grande commozione per il saluto al 18enne morto stroncato da un malore in casa. Oggi, questa bella giornata di sole, ci saluta con un arrivederci in cielo. Tantissima gente presente nella chiesa di Sant'Apollinare di Casella d'Asolo per l'ultimo saluto ad Adel Alvarez Hernandez, il ragazzo di 18 anni morto lunedì mattina dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre era nella cucina di casa sua. Una bara in legno chiaro, cosparsa di rose bianche, pure, come lo aveva definito il papà, un'anima pura. Tutti hanno ricordato il suo sorriso, la sua bontà d'animo, il suo amore per la vita, una vita che non terminerà con la sua scomparsa, perché i genitori di questo giovane, il cui decesso ha colto l'intera comunità all'improvviso, hanno concesso la donazione degli organi, così come avrebbe voluto lui. C'erano tutti i suoi compagni di scuola, il CFP di Fonte, gli insegnanti che lo hanno voluto ricordare. Le sue discussioni con i prof, le sue battute, il suo sorriso, che hanno rallegrato le nostre giornate, possano restare nel nostro cuore, nelle nostre orecchie, per sostenerci. Una chiesa che vive per la seconda volta in pochi giorni l'enorme dolore, inimmaginabile, di due genitori che perdono un figlio, fratelli e sorelle che perdono un fratello. Solo lo scorso 5 febbraio la comunità di Casella aveva salutato Timothy Dal Bello, il 17enne, morto in un incidente stradale a pochi chilometri da casa. E proprio oggi, in chiesa, c'era anche il papà di Timothy, stretto nell'anima alla madre e al padre di Adel, che lascia sì un grande vuoto, ma soprattutto la gioia di averlo conosciuto. Adel, grazie. Grazie per ricordarci la più dura lezione che la vita ci dà e che spesso dimentichiamo. Il nostro tempo è ora, è oggi.
e dobbiamo usarlo per creare ricordi felici con i nostri cari. E anche se ora sei perduto, non sarai mai dimenticato. Pochissimi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, torniamo a Treviso. 9 alloggi ATER nel quartiere di Monigo assegnati a membri delle forze dell'ordine e alle loro famiglie, anche per aumentare il senso di sicurezza in zona. La decisione del Comune di Treviso e dell'ente nelle settimane in cui procede l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dalla graduatoria del Comune di Treviso. Da gennaio scorso sono in corso incontri per stabilire le assegnazioni, verificando le necessità dei nuclei e gli immobili a disposizione dei due enti. Prime fra tutte sono state assegnate le cosiddette riserve, ovvero le percentuali di appartamenti riservate come da normativa regionale a target specifici di beneficiari, tra i quali giovani under 35, le giovani coppie con figli minori e le forze dell'ordine appunto. A queste ultime la norma riserva una percentuale fino al 10% degli immobili disponibili. Viste allora le richieste di maggiore sicurezza e presidio del territorio che negli anni sono arrivate proprio da Monigo, il Comune ATER hanno ritenuto di collocare a Monigo tutte e 9 le assegnazioni previste. In questo modo, dice il sindaco Conte, si conta di aumentare, come da volontà dell'amministrazione, la percentuale di sicurezza dei cittadini e il presidio del territorio. Chiude l'assessore Gloria Tessarolo che dice: siamo a buon punto con lo scorrimento della graduatoria, sono state fatte infatti stabilizzate o assegnate ex novo le prime 50 posizioni, questo in generale. Restiamo in città e c'è un tema che resta caldissimo, è quello del Park Vittoria. Abbiamo raccontato anche in diretta il Consiglio Comunale infuocato e questo però non ferma l'opposizione che continua a raccogliere le firme contro il progetto. I numeri stanno continuando a crescere, ma soprattutto la gente chiede e si informa e vuole capire. Questa è una cosa molto bella perché effettivamente c'è una consapevolezza, una coscienza che sta crescendo, che questa è una ferita che non deve passare. Dopo lo scontro durante il Consiglio Comunale di giovedì scorso, dove l'amministrazione ha confermato l'intenzione a procedere con i lavori per il parco interrato a Piazza Vittoria, non si ferma la raccolta firme da parte delle opposizioni contro la realizzazione del parcheggio. Siamo in un Consiglio Comunale. Smentiamo anche qui le parole che abbiamo ascoltato in Consiglio Comunale da parte della Giunta sul fatto che alternative non esistono, l'amministrazione Manildo lo aveva dimostrato, per cui bisogna semplicemente avere la volontà di prendere delle scelte diverse. I cittadini vogliono questo, lo stanno esprimendo molto chiaramente e noi continueremo a fare in modo che loro possano esprimersi fino a che questa scelta non verrà ritirata. Risposta chiara dunque quella delle forze di minoranza decise a proseguire. 600 le firme raccolte in una sola mattina nei 3 gazebo disposti in Piazzale Burchiellati, Viale Cadorna e Porta San Tommaso. Oltre 4.000 le persone che hanno espresso il loro parere contrario da quando è nata la petizione contro il Park Vittoria. Non molleremo un centimetro, continueremo in queste azioni sia di raccolta firme sia di ascolto e rappresentanza della cittadinanza. Ancora a Treviso, a Santa Caterina, cambiamo argomento, la cerimonia per i 70 anni da rientro in patria dell'alpino Enrico Reginato, medaglia d'oro al valor militare. Lo hanno voluto ricordare penne nere e istituzioni e per l'occasione a Treviso per la prima volta è stato ospitato un consiglio direttivo nazionale dell'ANA. Si è ricordata sì Treviso. Sì, si è ricordata Treviso. Sì. Treviso celebra i 70 anni dal ritorno in patria del tenente medico degli Alpini e medaglia d'oro al valor militare Enrico Reginato. Era il 13 febbraio del 1954, quando Reginato, dopo 12 anni di prigionia in Russia, rientrò a Treviso e da allora la città e gli alpini non hanno mai smesso di portarne avanti il nome, ma soprattutto l'eredità morale. Tutti i suoi compagni di prigionia, poveri tristi. Però lui è rimasto lì per stare insieme a loro. Sì, quello sì. Ed è forse questo il vero messaggio, non bisogna mai lasciare indietro nessuno. Quello sì, sicuramente. L'eredità più grande io credo sia quella del senso del dovere da un lato e del grande senso di sacrificio e di solidarietà dall'altro. Io credo che sia stato un esempio incredibile
un grande uomo. Un grande alpino, sottolinea Favero, che ha incarnato i valori delle penne nere nella sua quotidianità. Da qui il messaggio per l'oggi. La pace, vorrei ricordarlo a tutti quelli che hanno le bandiere di pace, che non è andando a fare manifestazioni che si costruisce giorno per giorno, creando condivisione, creando solidarietà, creando identità. Desiderio di pace ribadito nel motto per l'adunata di Vicenza, e di adunata si è parlato nel corso del Consiglio direttivo nazionale dell'ANA che Treviso ha ospitato per la prima volta per volontà dello stesso presidente Favero, trevigiano di Possagno. All'evento Treviso incontra Enrico Reginato. Nell'auditorium di Santa Caterina hanno preso parte anche il ministro della giustizia Carlo Nordio e il sindaco Mario Conte. In prigionia lui ha saputo far venire fuori lo spirito dei veneti, che è uno spirito di solidarietà. Applausi per il sottotenente Giuseppe Bassi, 105 anni, di Campo San Piero, a sua volta prigioniero in Russia. A concludere il pomeriggio di commemorazione il concerto alle 20:30 nella chiesa di San Francesco del coro della Brigata Alpina Iulia Congedati, diretto da Alessandro Pisano. Da Treviso a Pederobba, un altro momento emozionante, la consegna ufficiale della medaglia d'oro al valor civile alla comunità che affrontò il dramma della Grande Guerra con gli sfollati e che seppe ricostruire il paese completamente distrutto dai combattimenti lungo il fronte del Piave. C'era anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che ha ricordato le sue radici proprio ai piedi del Monfenera. È stato questo il momento più toccante della cerimonia che si è svolta a Pederobba. Il labaro comunale insignito della medaglia d'oro al valor civile, il ricordo della popolazione che affrontò il dramma della Grande Guerra. Famiglie che furono divise tra il fronte dove combattevano gli uomini e la fuga dal paese che diventò con la rotta di Caporetto la linea del fronte sul Piave. Tra le famiglie coinvolte una era della nonna del presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ha ricordato così i racconti appresi da bambino. Un giorno arrivò un carabiniere a cavallo dicendo che dovevano lasciare tutto ed andarsene dalla propria casa, e andò con le poche cose che potevano portarsi via, andò con la propria nonna e abbandonarono la terra natia, andarono, pensate, a Cefalù da profughi. Il discorso alla popolazione all'interno della palestra comunale dopo lo scoprimento in municipio della lapide commemorativa e l'omaggio ai caduti. Altro momento importante, la consegna della Costituzione ai 18enni residenti a Pederobba e l'omaggio musicale delle Voci Bianche con l'inno d'Italia eseguito anche per i non udenti. Fratelli d'Italia, l'Italia se resta, nell'ermo di Scipio se cinta la testa. Tanti quindi i giovani presenti ai quali il presidente Fontana e il sindaco Marco Turato hanno voluto lasciare un messaggio. Non ci dobbiamo dimenticare che la guerra porta sofferenza, che ha portato tanta sofferenza nella nostra cittadinanza. Quindi a ognuno di noi che oggi consegna quella medaglia ai nostri avi, ai nostri nonni, ai nostri bisnonni. È una medaglia di ringraziamento a loro per non dimenticarci che certe cose non debbano capitare mai più. Penso e spero che i nostri giovani possano trarne insegnamento per affrontare il futuro in pace e in serenità con tutti. A Treviso inaugurato il primo ristorante Baby Pit Stop targato Unicef, si chiama Tana Libera Tutti. Le famiglie possono trovare un momento di tranquillità in cui sia i genitori che i figli possono riposare, rilassarsi, stare insieme. Stare insieme in sicurezza e tutto a misura di bambino. Si è inaugurato il primo Baby Pit Stop dell'Unicef di Treviso, un ambiente protetto dove passare del tempo con i propri bambini e dove le mamme possono sentirsi libere di allattare e provvedere al cambio del pannolino. È una missione di Unicef quella di sostenere i diritti dei bambini che riguardano anche per i più piccoli il diritto all'allattamento, il diritto alla sussistenza, alla sopravvivenza
sopravvivenza e quant'altro. Quindi il Baby Pit Stop rientra un po' in questa ottica. Mancava uno spazio legato all'accoglienza, soprattutto del bambino, un posto dove si potesse andare a mangiare con serenità, in uno spazio dove c'era la possibilità di condivisione. Uno spazio che intreccia la famiglia, il cibo e l'arte, perché oltre ad essere un Baby Pit Stop, Tana Libera Tutti è anche luogo di incontri e laboratori per bambini di tutte le fasce d'età e adulti. Questa iniziativa, quella dei Baby Pit Stop UNICEF, che si inseriscono in diversi contesti ristorativi, commerciali, biblioteche, musei, ecco, sono una attenzione, ma non solo, sono un servizio davvero utile per le famiglie. Treviso è città amica dei bambini UNICEF dal 2023. Continueremo in questo percorso, però abbiamo bisogno della comunità. Questo è un ottimo esempio. È molto utile, ha un valore. È molto bello stare qua, eppure ha un grande giardino. Si terrà domani l'evento annuale 2024 dell'associazione Il Filo di Simo, che da qualche anno si occupa di assistenza psicologica e prevenzione dei suicidi. L'appuntamento è previsto a partire dalle 20:30 nella sala auditorium della chiesa di Santa Caterina. Ospiti della serata, tra gli altri, Mary Sarnataro, giornalista comica e scrittrice, ma anche soci, volontari e psicoterapeuti. La serata sarà aperta dal presidente Ivan Scremin, che ha fondato l'associazione in memoria del figlio Simone. Oggi è la sua festa nazionale, parliamo del gatto. Allora abbiamo chiesto al docente di zoologia Stefano Vanini di tracciare il ritratto di questo animale domestico, ma non troppo. Teniamocelo sulle ginocchia, coccoliamolo, facciamoci coccolare, ma consapevoli sempre che è lui che ha scelto noi, è lui che si è addomesticato per stare con noi e non noi che lo abbiamo trasformato in un animale domestico. Il gatto è un animale libero. Libero dunque, indifferente alle gerarchie, capacissimo di arrangiarsi anche senza quell'umano a cui nei millenni si è avvicinato pur mantenendo la giusta distanza. Il gatto visto con gli occhi dello zoologo, animale domestico ma non troppo, di cui l'Italia celebra il 17 febbraio la festa. Il cane l'abbiamo addomesticato noi, il gatto invece ha deciso di utilizzarci ma mantenendo completamente la sua autonomia. Solitario in natura, più socievole in casa, dove trova cibo e ristoro. Con la pancia piena, esercitare il suo istinto di cacciatore è un gioco, non più una necessità. Ma nel tempo, nelle isole in cui è stato introdotto, si è reso responsabile di molte estinzioni di uccellini. E anche nei nostri giardini e nelle nostre campagne può comunque predare i nidi o gli uccellini. Quindi molta attenzione quando uno ha un gatto domestico, anche un po' nel controllarlo. Animali con cui ci facciamo capire quotidianamente in una comunicazione tra specie che in natura è un'eccezione, non una regola. Bisogna stare attenti, come da voi sottolineato, al fatto che non deve sostituire i rapporti con gli umani. Molti dicono preferisco parlare con gli animali, cani e gatti, perché sono più buoni, perché non riesco a rapportarmi agli umani. Forse dobbiamo riflettere che dobbiamo cominciare o ritornare a parlare con i membri della nostra specie con la stessa attenzione con cui alcuni parlano ai cani e ai gatti. Prima di passare a Belluno, lo sport, il rugby, reduce da 4 vittorie consecutive al Benetton Treviso, non è riuscita l'impresa di un successo anche sul campo del Leinster. Era una difficile trasferta a Dublino, una vittoria che avrebbe potuto garantire ai biancoverdi di coach Bortolami addirittura il primato in classifica dello United Rugby Championship. Alla fine il risultato abbastanza evidente è stato di 47-18, 21-18 nel primo tempo. Dopo il primo tempo nel quale i biancoverdi hanno retto l'urto, poi è stato solo Leinster. Tutti realizzati i punti di Treviso nel primo tempo, frutto di 2 mete dell'ala argentina Ignacio Mendy e una trasformazione e 2 calci piazzati dell'apertura Jacob Umaga. Poi è stato una sinfonia, diciamo, del Leinster, che ha vinto nettamente 47-18 in questa gara che si preannunciava comunque complicata per il Benetton. Adesso andiamo nel bellunese.
E parliamo di violenza di genere, violenza sulle donne e di uno sportello per gli uomini che apre a Feltre. Violenza di genere, nasce a Feltre lo sportello di consulenza, ascolto, assistenza e sostegno psicologico per uomini responsabili di reati o fatti connessi a danno delle donne o di categorie vulnerabili. Noi abbiamo pensato fosse determinante attivare uno sportello anche per gli uomini, perché all'interno della città chiaramente dobbiamo salvaguardare tutti i generi, e credo che sarà uno sportello importante. È il primo sportello in provincia e quindi siamo soddisfatti di questo risultato. Purtroppo viviamo anche in un momento dove le vicende legate alla violenza delle donne sono sempre più pressanti, e quindi andiamo nella direzione di poter prevenire questo fenomeno. Ora è da vedere se le persone avranno coscienza dei propri problemi e, se avendone, vorranno fare ricorso allo strumento messo loro a disposizione da parte dell'ente pubblico. Io penso che, così come nei confronti delle donne, ci siano comunque queste difficoltà che derivano un po' e dalla riservatezza che contraddistingue anche il nostro territorio, e anche proprio dalla difficoltà talvolta di mettersi in discussione e di ragionare con altri delle proprie difficoltà. E adesso parliamo dell'Università di Padova che sbarca in Alpago. Vediamo cosa prevede per il 2024. Il BO arriva dal Pago. Gestione del suolo, foreste e sviluppo rurale attraverso seminari di incontri saranno al centro delle attività accademiche nelle ex scuole di Spert. Il Dipartimento TESAF ha infatti scelto la cittadina bellunese per un'ulteriore espansione dell'Università di Padova nel territorio. Abbiamo un'università importante che potrà attraverso la sua azione organizzare dei corsi che avranno come attinenza il tema montagna, e quindi faremo degli approfondimenti, dei seminari, dei corsi, dei master, delle summer school che potranno portare un valore aggiunto e potranno dare anche una prospettiva di sviluppo al territorio nostro. Si tratta della 18ª sede decentrata dell'Ateneo, che vedrà le ex scuole di Spert diventare un punto di riferimento dei corsi del Dipartimento Territori e Sistemi Agroforestali. Queste iniziative dal punto di vista dell'offerta formativa verranno ospitate ovviamente nella sede dell'ex scuola elementare di Spert, che è stata sistemata con i fondi europei e quindi adesso è diventata sede dell'università, e invece questi studenti e professori che verranno su potranno essere ospitati nelle nostre strutture ricettive. Infatti usciremo a breve con una manifestazione di interesse per capire chi vuole aderire a questa progettualità e fornire camere, alloggi e vitto ad un prezzo inferiore, in maniera da poter garantire una sostenibilità anche dal punto di vista economico agli studenti che vorranno venire da noi. Negli ultimi anni l'Università Padavina ha dato sempre più importanza al trasferimento sul territorio di conoscenze e innovazioni a fronte dei suoi 73.000 studenti, con 23.000 nuovi iscritti ogni anno in una città di 200.000 abitanti, che rendono necessaria la ricerca di nuove località per sviluppare le sue attività. Nei corsi che verranno fatti si parla sempre in una fase iniziale almeno di 25-30 persone, quindi partiamo piano e costruiamo assieme all'università il futuro di questa struttura. Le tematiche di studio si concentrano sulla gestione del suolo e della tecnologia del legno, per le quali verranno organizzati già nel 2024 una dozzina di eventi, tra i quali una Summer School internazionale. Ed ora torniamo nel capoluogo per parlare del Partito Democratico e i suoi obiettivi nel 2024. Il PD bellunese tira le somme e guarda avanti, lo fa all'insegna del rinnovamento, da una segreteria di non più che trentenni a una sede ridipinta per essere luogo di incontro aperto alla cittadinanza. Più 10% nei tesserati come nel versamento del 2 per 1000, che è la maggior fonte di sostentamento per i partiti. Nel 2023 c'è stato almeno un incontro pubblico al mese e nel 2024 si prepara nuovamente la scuola di politica, come iniziative culturali che toccheranno figure carismatiche quali Giacomo Matteotti e Aldo Moro. Noi proseguiremo ovviamente tutte le sfide che abbiamo avviato nel 2023, che sono molte. Abbiamo dato una nuova impronta di fatto al Partito Democratico, abbiamo aumentato anche gli iscritti in quest'anno. Lavoreremo proprio per caratterizzare ancora di più il partito sui temi come abbiamo fatto quest'anno. Prendo l'esempio del Vanoi per dirne uno, ma le tematiche, le sfide che dovremo affrontare sono molte. Al centro dell'attenzione alcuni argomenti, tra cui la diga del Vanoi, per la quale si chiede con fermezza una risposta all'assessore alla protezione civile della Regione Veneto Gianpaolo Bottaccini, e poi le Olimpiadi,
su cui non mancano le perplessità. La nostra posizione è quella di rispettare il dossier olimpico, quindi la sostenibilità, lo stop al consumo di suolo e il rinnovo dell'esistente, cose che attualmente e lunedì partiranno i cantieri non sono rispettate e non valorizzano il nostro territorio, perché diciamolo, siamo Dolomiti Patrimonio dell'UNESCO, siamo già un'infrastruttura sportiva senza necessità di costruire altro. Borgo Valbelluna, palestra della scuola secondaria di Lentiai, la vice procuratrice Roberta Gallego ha incontrato gli alunni delle seconde e terze dell'istituto comprensivo per parlare dei pericoli del web. Gallego, da anni in prima linea contro bullismo e cyberbullismo, ha stimolato un centinaio di giovani a riflettere sull'importanza del sapersi assumere le responsabilità di quello che si fa nella vita reale come nella rete. Dietro uno schermo non si vede la reazione della vittima e magari si può pensare di farlo per scherzo senza comprenderne le conseguenze. È tutto per questa edizione di Treviso, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3, previsioni per domenica 18 febbraio. Sul Veneto cielo poco o parzialmente nuvoloso con foschie, nebbie e nubi basse in pianura e nelle valli, in parziale dissolvimento nelle ore più calde, soprattutto sulle zone centro-settentrionali. Temperature in aumento, minime tra 5 e 6 gradi, massime sui 13-17 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo coperto inizialmente, a seguire rasserenamenti con alcuni tratti soleggiati. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sui 13-14 gradi. Sul Trentino Alto Adige anche in questo caso avremo molte nubi con al pomeriggio qualche schiarita. Temperature minime sui 4-6 gradi, massime sui 14-16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore.